Nel campionato di Serie D, dopo 3 successi di fila, un generoso e sfortunato Licata si deve accontentare della spartizione della posta in palio 1-1 contro il Nola. La squadra gialloblu ha tanto da recriminare, visto che ha dovuto giocare in inferiorità numerica già dal primo tempo per l'espulsione di Maltese e in 9 contro 11 a metà ripresa per il rosso diretto al centravanti Cannavò. Nonostante tutto, i giallo-blu, spinti da un pubblico numeroso e caloroso, hanno sfiorato il successo con Assenzio e convitto. Il match si mette subito in discesa per il Nola che al 12° al primo affondo si porta in vantaggio con un colpo di testa di Mileto che su un corner battuto da Daie che attraversa tutta l'area di rigore si fa trovare pronto sul secondo palo per gonfiare la rete. La reazione delicata è veemente. Al 16° Cannavò perviene al pareggio, spedendo in rete una corta respinta del portiere Capasso. La squadra di Campanella è fermata prima del riposo da una miracolosa respinta di Capasso sul tiro a botta sicura di Convitto. Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, è Licata ad andare vicino al vantaggio, prima con Assenzio, che spara addosso al bravo portiere ospite che compie un altro intervento stratosferico su Convitto. Il Nola non sta a guardare ed Esposito mette i brividi ad Ingrassia. Al fischio finale dell'incerto calzavara di Varese finisce 1-1. Il Licata mantiene dopo 5 giornate l'imbattibilità e domenica prossima sarà di scena a Corigliano. Prima del rientro negli spogliatoi, applausi a scena aperta della curva sud ai 9 leoni giallo-blu, davvero encomiabili.